Dovete immaginarvi la Sardegna come un campo fertile e ubertoso, la cui fertilità è alimentata da una vena d'acqua sotterranea che parte da un monte lontano. Improvvisamente voi vedete che la fertilità del campo è scomparsa. Laddove erano messi ubertose, vi è soltanto erba bruciata dal sole. Voi cercate le cause di questa sciagura, ma non le troverete mai se non uscite dall'ambito del vostro campicello, se non spingete la vostra ricerca fino al monte da cui l'acqua veniva, se non arrivate a capire che lontano parecchi chilometri un malvagio e un egoista ha tagliato la vena che alimentava la fertilità ubertosa del vostro campo.